stanno sfilando, grazie ragazzi, guardate che belli, facciamole un bel applauso innanzitutto per i bellissimi costumi che indossano e per l'eleganza del loro sfilare. Eccoci qua, adesso loro prenderanno posto sul fondo del palco, vediamo qualche notizia. Il gruppo nasce nel 1977 su richiesta di alcuni giovani che desideravano proprio imparare su ballo tertenieso, è proprio un ballo loro particolare. Inizialmente il gruppo nasce e indossavano il costume, diciamo, quello di tutti i giorni, quello del povero, ecco, tra virgolette. Poi con una serie di ricerche sono arrivati a tirar fuori quello che era il costume invece, diciamo, il costume ricco, mettiamolo così, tra virgolette. Il costume della festa. Esatto. E da allora hanno cominciato a utilizzare questo costume qua, che è quello che vedete questa sera. Esattamente, loro vantano partecipazioni veramente di spessore, infatti hanno partecipato davvero in molte nazioni europee all'Europeade del Folklore, che è un incontro annuale che si svolge ogni volta in una nazione differente, e possono fregiarsi anche della partecipazione alle più grandi manifestazioni isolane, ad esempio queste le sai meglio tu di me. Le solite sono la cavalcata a Sassari, la Sartiglia Oristano, Sant'Efisio a Cagliari, cosa ci manca? Il Redentore a Nuoro, quindi le solite classiche che noi in Sardegna comunque è un orgoglio poter le hanno partecipare. fatte tutte. Sì, assolutamente. E questa sera qui ci portano 3 balli. Uno è su Sudorrau, che bene o male conosciamo tutti, ma siamo curiosi di vedere la loro versione. Poi c'è il ballo di Tertenia a Passo Campidanese, quindi anche questo qui per noi è una novità, lo vedremo volentieri. È il ballo di Santa Sofia a Ballittu. All'organetto diatonico questa sera c'è Luca Secci di Sandito. E facciamogli un grosso applauso. E noi andiamo a lasciare il palco al gruppo folk Santa Sofia di Tertenia.